uno stand un po' diverso da quelli proposti in passato, molto più luminoso e molto più in sintonia con il prodotto enogastronomico regionale. Ed è vero che è cambiata anche un po' l'offerta, quindi cerchiamo di mettere in relazione i nostri prodotti con la nostra migliore offerta di accoglienza. Uno degli esempi è quello della musica, per cui i grandi concerti della regione Friuli-Venezia Giulia quest'anno sono stati messi sul mercato gratuitamente a favore dei clienti che sceglievano la nostra regione per passare una, due o tre notti. Questa è la tipologia di offerta, poi la proponiamo anche per altri settori, ad esempio la cultura con la mostra di Monet a Villa Manin, che sarà sempre gratuita per coloro che soggiornano nella nostra regione, e di pari passo poi stiamo studiando anche delle offerte nel settore dell'enogastronomia in questa direzione sempre. Come sempre qui allo stand del Friuli sono presenti tutti e 9 i consorzi, e chi poteva rappresentarli meglio di Diana Candusso, che ormai è una veterana di queste fiere internazionali importantissime, come sempre, ricordiamolo. Diana, diciamo un attimino, citiamo questi consorzi così importanti, ma soprattutto citiamo anche questa nuova veste che il Friuli-Venezia Giulia ha qui a Bordeaux. Abbiamo diviso lo stand nella parte dei laboratori e nella parte del banco degustazione con i 9 consorzi tutela presenti, Consorzio Collio, il Consorzio delle Grave, l'Aquileia, i Colli Orientali, e poi rappresentati magari dai sommelier dell'AIS abbiamo il Friuliani, il Friuli La Tisana, il Carso e Ramandolo, ecco, per chiudere con i vini dolci. Particolarità come sempre appunto la presenza dei laboratori che permettono ai visitatori di degustare in abbinamento ai vini prodotti tipici del territorio, in primis formaggio montasio e prosciutto di San Daniele, e poi questo banco d'assaggio circolare, appunto nuova veste, anche per avvicinarsi un po' di più a chi passa, al visitatore, per creare uno spazio un po' più ampio, un po' più di respiro, dove appunto girando proprio il banco può trovarsi ad assaggiare il vino dei Colli Orientali, come il vino del Collio, eccetera. Quindi una veste non solo graficamente nuova, ma anche proprio come spazi, come strutture posizionate all'interno. Ecco, anche qui si è spinto molto sul friulano, insomma, questa nuova bandiera, no? Diciamo che abbiamo chiesto proprio ai consorzi di presentare i banchi d'assaggio principalmente il friulano, poi a scelta altre 2 o 3 tipologie a seconda di quello che va più nel loro consorzio. Quindi il friulano è presente su tutti i consorzi, proprio come vogliamo che sia un portabandiera della nostra regione. Allo stand Friuli qui a Bordeaux non c'è solo il vino, i grandi bianchi friulani, ma c'è anche la gastronomia. Di questo ne parliamo con Fabrizio Scalina, che insomma ha rappresentato e ha dato in degustazione proprio l'eccellenza gastronomica friulana. Sì, diciamo che il Friuli non è solo vino, ma è anche cibo, e quindi noi siamo abituati a presentare con i vini quelli che sono le nostre peculiarità, le nostre perle a livello, diciamo così, di gastronomia. In questo senso presentiamo il prosciutto di San Daniele in più stagionature, quindi con taglio a macchina, con taglio a mano, con stagionature che arrivano fino a 24 mesi. Presentiamo il formaggio montasio, il secondo prodotto DOP con il prosciutto, anche questo in 2 o 3 stagionature per far vedere un attimino il ventaglio delle maturazioni che ha questo prodotto. Però abbiamo anche prodotti un po' più di nicchia, come possono essere la trota di San Daniele, altri tipi di formaggi, dai formaggi del Carso ai formaggi di pecora, oppure abbiamo la pitina, abbiamo i dolci, abbiamo la gubana, abbiamo gli strucchi, quindi un ventaglio di prodotti che vogliono rappresentare un po' tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e che possono essere un abbinamento con tutti i vini del Friuli Venezia Giulia. Una delle piacevoli sorprese sicure che abbiamo trovato qui a Bordeaux, a questo Vinexpo, è trovare Buonitalia. Sapete, Buonitalia è il braccio operativo, il braccio vero, quello che lavora, che porta lo stile italiano gastronomico in giro, oltre che per l'Italia, anche nel mondo. Abbiamo avuto la fortuna di trovare anche il neopresidente Walter Brunello. A che punto è Buonitalia e che prospettive ci sono, Walter?
Ma io sicuramente sono contento di essere qui perché una volta di più Bonitalia deve essere utile al mondo dell'economia dell'agroalimentare italiano e quindi quando mai possiamo mancare a una fiera così importante come è Vinexpo. Una volta di più mettendo insieme all'eccellenza del mondo vitivinicolo italiano le produzioni di eccellenza dell'agroalimentare italiano. Una volta di più facendo capire che le une sostengono le altre e viceversa, rimandando sempre comunque, come dice il ministro Zaia, a quella che è la storia, la cultura, ma specialmente la provenienza territoriale delle produzioni. Chi come l'Italia ha una varietà così grande di vini e di prodotti agroalimentari che si sposano a qualsiasi gusto sia in Italia come in giro per il mondo. Tu accennavi esattamente al ministro Zaia che sappiamo ha dato questa nuova ventata diversa da tutti gli anni passati a quello che è, diciamo, l'agroalimentare. Adesso veste tutti i prodotti italiani con uno stile elegante, lo porta all'estero, lo porta in Italia sempre con parsimonia e attenzione. Attenzione sicuramente a quella che è la valorizzazione delle caratteristiche di qualità, di lavoro che ci sono dietro alle nostre produzioni. Questo essere vicino al mondo dei produttori, cercare di interpretarne e di sorreggerne l'attività, facendo squadra. Ecco, questo mettere insieme tutti per valorizzare il lavoro di ognuno di loro, la bellezza di questo diamante Italia che ha 100.000 e più sfaccettature nella sua disponibilità, ma proprio insieme hanno valore, hanno insieme in quanto gioco di squadra, in quanto gioco di paese. Non poteva certamente mancare in una fiera così importante un giornalista tra i più importanti in Italia che di vino se ne intende molto. Parliamo di Enzo Vizzari, mi è fatto un piacere incontrarti anche qui. Enzo, ci troviamo sempre in queste occasioni, però un tuo parere è d'obbligo chiedertelo. Ma credo che più che di parere si debba parlare di percezione di quella che è una realtà di fatto. Tutti i mercati mondiali del vino, e non solo del vino come sappiamo, sono in gravi difficoltà. Non ci sono motivi per ritenere che nel brevissimo termine queste difficoltà scompaiono, che sono legate essenzialmente all'andamento generale dell'economia mondiale. Devo dire che se proprio ci si vuole sforzare di intravedere un aspetto positivo è che da momenti come questi chi ha i numeri e chi ha le qualità può uscire sicuramente leccandosi le ferite, ma rafforzato. Il fatto per alcune aziende, alcune regioni di essere presenti in questa fiera e anche in altre fiere internazionali, quanto importante è? Ma non è importante, è vitale, è decisivo. Naturalmente stiamo parlando di regioni italiane, quindi di realtà italiane. Allora bisogna mettersi in testa che tutti, soprattutto i produttori di vino e i più intelligenti e più aperti lo hanno capito da tempo e gli enti locali intelligenti da molto tempo stanno facendo queste politiche. Il mercato italiano è pressoché inesistente, ovvero è sostanzialmente irrilevante come dimensioni sulla scacchiera mondiale, per cui è gioco forza, soprattutto per chi fa produzioni in termini quantitativi non confidenziali, non limitate, non piccolissime, insomma, è fondamentale entrare nell'ordine dei di ragionare sul mercato mondiale e per essere sul mercato mondiale non ci sono altre vetrine come queste, naturalmente come Vinitaly che proprio non ha nulla da invidiare anche a Vinexpo. Si conclude qui dal padiglione numero 1, questo padiglione lunghissimo che collega il padiglione numero 3 e il numero 2, questa nostra calata a Bordeaux in Francia. Prima di salutarvi però vi devo assolutamente dare alcuni dati per farvi capire la portata e l'importanza di essere presenti qui a Bordeaux. Più di 80 conferenze e tavole rotonde, 95.000 metri quadrati di area complessiva per questa 15ª edizione, questa la dice molto lunga sull'importanza dell'evento. La Francia è risultata la prima nazione per superficie espositiva e provate a pensare chi è la seconda, l'Italia. A ruota dell'Italia c'è la Spagna che come sapete si sta muovendo molto bene in un contesto internazionale. Tutte e tre queste nazioni rappresentano complessivamente il 50% della produzione mondiale di vino. Detto questo non resta che per l'appunto salutarvi cordialmente come sempre, Fabrizio Nonis dal Vinexpo di Bordeaux.
vi dà appuntamento fra 2 anni, perché in effetti questa fiera è biennale. Ciao, alla prossima!